Corey Davis a condurre la transizione, esce lever anticipato da Willis, lo show difensivo proprio di Willis, spazio per Davis che trova un'autostrada, va a prendersela e va fino al capolinea. Recita il tabellone del Taliercio, Davis in palleggio fuori da De Angeli, palla nell'angolo per Bartley che poi attacca al centro, si mette in post basso con la virata, batte Granger, va a segnarne altri due. Ora mancano 12 secondi alla fine del primo quarto. Moraschini fuori, brutta palla persa, recupera De Angeli, in contropiede va a schiacciare Lodovico De Angeli. Moraschini e compagni, andiamo a vedere qua, proprio sbagliato il passaggio. De Angeli più 4 Trieste, dentro da Brooks che si butta indietro sulla testa di AJ Parker, gran canestro di Jeff Brooks. Attacca ancora Ruzier, vuole andare fino in fondo, ce la fa Nicky Ruzier, indiavolato in questo inizio di gara. Ma Reyer deve recuperare 2 punti a Trieste, ancora giocata di Ruzier, assist per Vildera, sta inventando pallacanestro Michele Ruzier. Sono 9 i punti di vantaggio per Trieste. Bartley crossover sulla testa di Granger, poi alza la parabola e arriva a sua correzione di Spencer. Però Water rimane in campo con 3 falli e 7 punti. Bartley sfrutta il blocco di Spencer, arresto il tiro da 3 punti, segna anche questo Frank Bartley per lui in questa serata. Sbaglia il secondo rimbalzo di Parks, bravissimo, che poi va a servire De Nicolau che sbaglia, la correzione proprio di Parks, altri 2 punti. Sono 13 ora quelli per l'azione di Venezia. De Nicolau riceve il consegnato da Tessitori che poi rolla verso il canestro, non riceve, Parks si butta dentro, alza la parabola, altro canestro di Jordan Parks, concessi da Trieste a Venezia, che non è mai andata oltre in tutti e 3 i quarti. Parks protagonista del recupero nel terzo quarto, è ancora caldo come una stufa Jordan Parks. Bartley attacca il canestro, gran giocata di Bartley, che magia di Frank Bartley, poi Ruzier che per andarlo a sollevare sfiora il volo. Ancora Bartley attacca al centro, palla dentro per Spencer, mamma mia che canestro. Valutazione Spissu, devono tirare dall'arco i giocatori di Venezia, invece si va dentro da Brooks che segna altri 2 punti. 6 su 6 dalla lunetta e la gara la consideriamo finita. Arresto tiro di Bramos da 3 punti, lunghissimo. Finisce qui, Trieste batte Venezia a domicilio 81-72.